avete paura dei migranti? Perché ce ne sono troppi. Leggetelo in mare, va bene? E se no te li ricoveri a casa tua. Noi non li vogliamo a Budusa, basta. Perché non li volete? Perché non li vogliamo? Stiamo morendo noi dalla fame e ci portano questi qui. L'altrettanto che hanno fatto è una cosa che non dovevano fare, quello no. Però noi non li vogliamo a Budusa. Il no ai migranti da questo paese della Sardegna si è levato molto forte, potente quanto il boato di una bomba. Questo agriturismo avrebbe dovuto ospitare 50 profughi, ma per fermare il progetto qualcuno ha usato le maniere forti, un ordigno che ha distrutto tutte le stanze. Siamo a Budusoga, Lura Profonda, colline verdi e cave di granito a 50 km dalle spiagge. Al piano della prefettura per la casa di accoglienza il sindaco si era opposto subito e la popolazione era già pronta alle barricate. Mi è venuto in mente di abbandonare. Non è il linguaggio delle bombe che deve prevalere. Porte e finestre scaraventate a molti metri di distanza, ora l'agriturismo è totalmente devastato e inutilizzabile. Non si ragiona così. C'è un sindaco. Si lamentano lì, ma non è che debbano far danno a chi. Non c'entra niente. Non siamo razzisti, solo che non c'è lavoro e anche noi dobbiamo difenderci. Siamo noi che stiamo andando, anche mio figlio è andato fuori a lavorare. Ma ce ne sono già troppi, rumeni, albanesi, marocchini, un po' di tutto c'è. E non c'è lavoro. La tensione in paese è altissima, il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria e il titolare dell'agriturismo ha deciso di ritirare la disponibilità. L'edificio non sarà ristrutturato e i migranti qui non arriveranno. Dicono arrivano per poco tempo perché sono in transito, ma in transito per dove? Non è il transito per l'Europa, per andare in Europa non si passa alla Sardegna, quindi io penso che dietro tutto questo ci sia anche da valutare il business che qualcuno sta facendo alle spalle appunto di questi migranti. Non siamo così cattivi come sembriamo, anche se abbiamo messo una bomba. Il problema è che qui c'è il lucro, il posto non era idoneo per far stare 50 immigrati, ma bensì ce ne potevano stare solo 10. E diventava un lager, non è giusto far stare male delle persone.